Si ritorna a parlare di emergenza idrica in città grazie a un'assemblea dibattito organizzata dal Comitato Vogliamo l'Acqua con la partecipazione di tante associazioni agrigentine, invitate anche le istituzioni. Pullara di Confelavoro interviene sui dissalatori in Sicilia, qualcosa si incomincia a muovere. Laica chiusa per 3 giorni per trasferimento della sede sociale. Crolla a Samani il muro di via Diodoro Siculo, il Codacons di Agrigento sollecita le misure per mettere in sicurezza la zona e monitorare la situazione per la sicurezza dei cittadini. Diventano definitive le condanne nei confronti dei 2 funzionari del comune di Agrigento ritenuti responsabili della morte di Chiara Lamendola avvenuta in un incidente stradale in via Cavaleri Magazzeni il 30 dicembre 2013. L'agrigentino Filippo Bellanca eletto vicepresidente dell'ACI regionale nel corso dell'assemblea che si è tenuta ieri a Catania. Il giornalista Iannaccone lunedì ad Agrigento per i dialoghi agrigentini, presentato oggi il panettone di Odoros, a Favara una dei giorni dedicata allo scrittore Camilleri, a Siculiana al via venerdì il Maida Festival, una mostra di ceramica a Racalmuto a cura del museo Muceb. Lutto in famiglia dei giornalisti agrigentini, muore la sorella dei colleghi Carmelo e Davide Sardo, Elena. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno di oggi 23 ottobre. Si ritorna a parlare di acqua, di emergenza idrica, grazie a un'assemblea indetta dal Comitato Vogliamo l'Acqua per giorno 26 ottobre, sabato, presso gli spazi Temenos, il servizio. Si ritorna a parlare di emergenza idrica in città dopo le manifestazioni organizzate dal cartello sociale e da altri movimenti civici, visto che la situazione è ancora emergenziale, specialmente in diversi quartieri della città in periferia, dove per carenza di acqua i turni di distribuzione vengono allungati e le ore sempre più ridotte. Sembra che per le istituzioni il problema sia stato risolto anche con qualche pioggia sporadica che sta arrivando, ma che non è sufficiente a riempire i bacini idrici di montagna come le dighe e i vari invasi. In merito alla mancanza di acqua ci sarà un'assemblea dibattito sulla crisi idrica rivolto alle istituzioni agrigentine interessate, che arriva da parte di diverse associazioni che, riunite in un apposito coordinamento, organizzano un'assemblea pubblica con un dibattito previsto per il giorno 26 ottobre sabato dalle 9:30 in poi presso lo spazio Temenos ad Agrigento sul tema della crisi idrica, con particolare riferimento alla nostra provincia, e prevede interventi che consentono affrontare il dibattito differenti posizioni, i seguenti argomenti: le risposte delle istituzioni alle istanze dei cittadini sul tema della crisi idrica, il ruolo di AICA e di ATI nella gestione del servizio idrico integrato in provincia, gli impegni della Regione Sicilia su dighe, invasi, reti e il ruolo di Siciliacque, l'equità tra le utenze, tra i cittadini, tra i diversi comuni nell'accesso alla risorsa idrica, le prospettive del servizio idrico in provincia, i mancati investimenti, i finanziamenti disponibili e quelli non spesi, le priorità gestionali, il ruolo di indirizzo dei comuni e dei sindaci, i servizi sostitutivi e le utenze sensibili, il rispetto dell'ambiente, il risparmio della risorsa, la lotta a sprechi, abusi e anomalia, la tutela degli utenti, consumatori e l'ipotesi di una class action. In relazione all'importanza e all'attualità degli argomenti trattati, l'invito alla città ad aderire alla partecipazione attiva al dibattito è stato formulato nei confronti anche dei vertici di ATI e di AICA e dei rappresentanti istituzionali, dei sindaci, dei parlamentari nazionali e regionali. L'invito è rivolto ai tecnici, ai rappresentanti di sindacati, associazioni, comitati civici e partiti politici. Le associazioni che hanno organizzato l'evento, in testa il comitato organizzatore Vogliamo l'Acqua, a seguire le varie associazioni, a testa alta Agrigento in Comune Punte a Capo, Centro Studi Alcide De Gaspari, Circolo Rabat, Legambiente Agrigento, Codacons, Comitato Cantavenera, Fontanella Insieme, Comitato Titano, Eticos, Consumer, Mani Libere e Mare Amico Agrigento.
E sull'emergenza idrica interviene oggi il segretario regionale di Conflavoro Giuseppe Pullara, che afferma: uno dei modi per affrontare i periodi di crisi idrica è lo sfruttamento dell'acqua del mare grazie ai dissalatori. Qualcosa in tal senso sembra iniziare a muoversi. Pullara, che già nei mesi scorsi aveva auspicato nella riattivazione nel minor tempo possibile gli impianti a Trapani, Gela e Porto Empedocle, tutti e tre dismessi fra il 2012 e il 2014. Il presidente della regione siciliana Schifani ha incontrato a Palazzo d'Orleans il commissario nazionale per l'emergenza idrica, Nicola Dell'Acqua, che nelle prossime ore effettuerà un sopralluogo nei 3 siti che ospitano i dissalatori, con un investimento di 100 milioni di euro, di cui 90 provenienti dall'accordo di coesione e 10 milioni dai fondi regionali. Si prevede l'installazione dei nuovi dissalatori o riattivare quelli esistenti. E l'AICA, l'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia, comunica che per consentire il trasferimento e l'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, lo sportello per il ricevimento del pubblico di Viale Mediterraneo d'Aragona sarà chiuso nel pomeriggio di giovedì per le intere giornate, venerdì e sabato 26 ottobre. Da lunedì 28 lo sportello sarà operativo presso i locali della nuova sede AICA di Agrigento, lungo la strada statale 189 della Valle del Platani. Gli utenti, per fruire dei servizi dello sportello, dovranno accedere dal cancello d'ingresso di Viale dell'Industria e sarà disponibile un ampio parcheggio dedicato che faciliterà la fruizione dei servizi. Crolla del muro recinzione in via Diodoro Sicola ad Agrigento, interviene il Codacons sollecitando interventi urgenti e mette in guardia sui possibili rischi idrogeologici il servizio. E questa mattina in via Diodoro Siculo si è verificato il crollo di un muro di conci di tufo, parte della recinzione del sistema di contenimento dell'ex ospedale San Giovanni di Dio, oggi di proprietà della regione siciliana. Il muro, considerando rilevanza storica, circonda una struttura che attualmente ospita diversi uffici, tra cui quelli della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Il Codacons, tramite il responsabile regionale del Dipartimento di Rosa, ha immediatamente segnalato l'accaduto alle autorità competenti, sollecitando un intervento urgente da parte del Comune di Agrigento e della Regione siciliana. Questo crollo, afferma il Codacons, evidenzia la mancanza di manutenzione e monitoraggio da parte delle istituzioni, in un periodo in cui fenomeni meteorologici estremi come le cosiddette bombe d'acqua possono aggravare ulteriormente la situazione. Il Codacons richiama pertanto l'attenzione sui gravi rischi che eventi simili comportano per la sicurezza dei cittadini, sottolineando che fenomeni analoghi si sono già verificati in altre province della Sicilia, causando ingenti danni e mettendo a rischio la vita delle persone. È inaccettabile, continua il Codacons, che in una città come Agrigento, che vanta un patrimonio storico di immenso valore, si debba assistere a crolli di questo tipo a causa dell'inerzia delle istituzioni. L'associazione pertanto ha inviato una lettera al Comune di Agrigento sollecitando l'immediata attivazione degli uffici regionali e della Sovrintendenza per mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo, ripristinare il muro collassato, verificare lo stato di stabilità dei muri di recinzione e contenimento nelle aree circostanze al fine di prevenire ulteriori crolli, monitorare costantemente la situazione e adottare le necessarie misure preventive, soprattutto in vista di possibili fenomeni meteorologici estremi. Il Codacons conclude chiedendo un intervento tempestivo e concreto per garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela del patrimonio storico della città, continuando a monitorare la situazione, pronta a intraprendere ulteriori azioni in difesa del territorio e dei diritti dei cittadini. E sempre in tema, a Messina il dissesto idrogeologico, alle prime piogge si ripropone il problema. Sentiamo l'intervista ad Armando Ierace del Partito Democratico di Messina. La provincia di Messina è messa in ginocchio dal maltempo, soprattutto la zona ionica, e si ripropone in maniera prepotente, ma soltanto alle prime piogge, il problema del dissesto idrogeologico. Io penso che si faccia sempre troppo poco per il dissesto idrogeologico, che è un problema fondamentale, anche perché ha a che fare con la sicurezza, con l'incolumità pubblica dei cittadini.
C'è stato qualcosa che non ha funzionato nell'allerta meteo. Ieri era indicata come gialla, probabilmente era da segnalare come rossa, ma anche qui non possiamo pensare di risolvere l'emergenza chiedendo alle persone di stare chiuse in casa e di pregare perché non succeda l'irrimediabile. Perché la politica evidentemente sembra essere distratta da altri temi e non si lavora invece su queste questioni che sono fondamentali per la sicurezza del territorio, ma anche per lo sviluppo dei territori? Ma guardate, c'è certa politica. Io penso che gli amministratori locali sono ben consapevoli di cosa stiamo parlando. Ci sono circa 36 miliardi che servono per la cura del territorio e dissesto idrogeologico in tutta Italia. Le risorse sono sempre troppo poche, sempre di meno e probabilmente, soprattutto negli ultimi tempi, anche il governo di centrodestra pensa più a programmi propagandistici che piuttosto a interventi seri per appunto la sicurezza dei cittadini e dei territori. Poi c'è un altro aspetto da non sottovalutare: spesso si scarica tutta la responsabilità proprio sui sindaci. Ieri sono stati i sindaci dei comuni di Nizza, di Aliterme, di Roccalumera, piuttosto ad adottare provvedimenti urgenti senza alcuna indicazione da parte della Protezione Civile. È sempre lo stesso, non possiamo pensare di scaricare le responsabilità. Guardate, qualche settimana fa c'è stata un'intervista del presidente Musumeci che è stata agghiacciante. Ha detto sostanzialmente non abbiamo più fondi per il ristoro di cittadini e di imprese in casi di emergenze e di calamità naturali. Assicuratevi, ha detto l'ex presidente della regione Musumeci, attualmente ministro della protezione civile. Ecco, questa secondo me è assolutamente inaccettabile in un paese civile. Un anno di reclusione per omicidio colposo, diventano definitive le condanne nei confronti dei due funzionari del comune di Agrigento, Giuseppe Principato e Gaspare Triassi, per il reato di omicidio colposo. La vicenda è legata alla morte di Chiara Lamendola, la ragazza di 24 anni, deceduta in un tragico incidente stradale in via Cavaleri Magazzeni il 30 dicembre del 2013. Lo ha stabilito la quarta sezione della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Donatella Ferrandi, che, rigettando i ricorsi degli avvocati Giuseppe Scozzeri e Antonio Manto, ha confermato le sentenze di condanna già emesse in primo e secondo grado. Operazione della Guardia di Finanza a Palermo, fatture false per ottenere il super bonus del 110%. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Avrebbe fatto carte false e fatturato lavori mai realizzati per ottenere dalle banche un credito di imposta per quasi 2 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato e messo ai domiciliari un professionista palermitano, Pietro Cutrona, 53 anni, al termine di una indagine su alcune operazioni relative agli incentivi statali previsti con il super bonus 110% e sisma bonus 110%. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto per l'uomo indagato per truffa ai danni dello Stato un sequestro preventivo di crediti per 1,66 milioni di euro e un sequestro per equivalente pari a 1,02 milioni di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle della tenenza di Carini, coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido, sono state avviate dopo la denuncia presentata da un cittadino che aveva incaricato il professionista di realizzare alcuni lavori con il 110%. Le opere commissionate, così si legge nella nota, sono state solo avviate per poi essere però bruscamente sospese, così come accertato per almeno altri 6 immobili ubicati in località anche turistiche tra le province di Palermo e Trapani, cui lavori erano stati affidati al medesimo professionista. In queste operazioni, come ricostruito dai militari grazie all'analisi di dati e documenti acquisiti tramite uffici pubblici e banche, il professionista indagato avrebbe giocato più ruoli e tramite 2 società avrebbe rivestito le qualifiche di ingegnere, progettista e direttore dei lavori, ma anche di general contractor, in maniera tale da poter acquisire crediti e ottenere pagamenti.
Una volta ottenuto l'incarico, spiegano ancora dal comando provinciale, l'indagato ha affidato i lavori a una ditta di costruzioni a lui stesso riconducibile e proposto ai clienti di avvalersi delle misure agevolative volute dal legislatore per l'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Dopo aver avviato le ristrutturazioni e presentato negli uffici tutta la documentazione necessaria, l'indagato, attraverso false asseverazioni degli stati di avanzamento lavori, avrebbe attestato all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e agli uffici fiscali di aver maturato un credito di imposta che ha poi incassato presso gli istituti bancari. Per generare crediti di imposta, sottolineano ancora, dalla Guardia di Finanza ha emesso tramite le ditte di costruzioni a lui riconducibili e come professionista fatture per operazioni inesistenti con il fine di creare la documentazione necessaria ad evadere esso stesso le imposte indirizzate agli ignari clienti. Per completare l'opera avrebbe utilizzato i crediti inesistenti per compensare debiti di imposta da lui stesso maturati con la sua attività di impresa, compilando con dati falsi i modelli di pagamento delle imposte. Con l'ordinanza odierna del GIP è stato infine disposto il sequestro di 7 unità immobiliari, 7 automezzi, quote societarie e altre disponibilità finanziarie a lui riconducibili. E stamattina all'Ossende Florio la CGIL ha tracciato il quadro delle relazioni industriali connesse al dialogo sociale nella gestione della transizione ecologica. Il servizio da Palermo. Ma la transizione ecologica in Sicilia può essere una grande opportunità per ridisegnare il nostro apparato economico e produttivo, sia nei settori dell'industria sia nel settore agricolo. Per questo noi riteniamo che sia necessario che in una stagione in cui la Sicilia è dotata di tantissime risorse economiche, dal PNRR all'FSC, al FERS, ai piani operativi, ci siano davvero investimenti per una riconversione vera del nostro apparato produttivo a partire dal settore industriale. Però non ci può essere un cambio di transizione dell'industria senza un ragionamento serio sulle politiche energetiche. Noi abbiamo troppo tanto apparato produttivo che purtroppo dipende dal fossile. Noi abbiamo la necessità di investire non soltanto sulle fonti rinnovabili ma sull'intera filiera delle fonti rinnovabili, e dentro questo scenario è davvero grave che il governo della regione non apra una discussione seria con i grandi player nazionali, coinvolgendo il governo nazionale come Eni e come altri, per provare a far sì che la Sicilia possa diventare un vero hub dell'idrogeno. Questo potrebbe dare risposta sia sulla filiera dell'idrogeno e quindi in termini di occupazione, ma anche per riammodernare l'intero apparato produttivo della nostra regione. Ecco, a proposito di apparato produttivo, i nostri imprenditori sarebbero pronti? Ma non c'è dubbio che i grandi processi di trasformazione non possono essere fatti dalla piccola e media impresa. La piccola e media impresa può essere aiutata a fare questi processi, ma abbiamo la necessità della presenza di grandi player nazionali. Per questo io ritengo che vado aperto una discussione con Eni, Leonardo, Enel, altre grandi aziende, perché non c'è dubbio che abbiamo bisogno di grandi investimenti, abbiamo bisogno di nuovo know-how, e quindi sotto questo profilo noi abbiamo bisogno certo del consenso delle piccole e medie imprese, ma abbiamo bisogno di un grande investimento che passa attraverso la presenza di grandi player che possano fare da apripista. E nella giornata di ieri presso la sede dell'Automobile Club di Catania si è tenuta la riunione del Comitato regionale ACI Sicilia. A ricoprire il ruolo di vicepresidente sarà l'agrigentino avvocato Salvatore Bellanca, già presidente dell'Automobile Club di Agrigento e Servizio. Nella giornata di ieri presso la sede dell'Automobile Club di Catania si è tenuta la riunione del Comitato regionale ACI Sicilia, alla presenza del dirigente Giovanni Caturano, in collegamento da remoto, il direttore compartimentale Sud, il direttore dell'attività associativa Gestione e Sviluppo Reti ACI Italia, dottoressa Alessandra Rosa, durante la quale sono stati eletti i nuovi vertici dell'organizzazione,
L'ingegnere Massimo Rinaldi, presidente dell'Automobile Club di Messina, è stato eletto presidente del comitato regionale ACI Sicilia. A ricoprire il ruolo di vicepresidente sarà l'avvocato Salvatore Bellanca, presidente dell'Automobile Club di Agrigento. Al termine dell'elezione i neoeletti hanno ringraziato i colleghi per la fiducia che hanno voluto riporre nei loro confronti, impegnandosi a rafforzare il ruolo dell'ACI a livello regionale, migliorando i servizi offerti e sostenendo le iniziative a favore della sicurezza stradale, del turismo, della mobilità sostenibile, che sono i temi di grande importanza per lo sviluppo della nostra Sicilia. L'Automobile Club, in particolare il Comitato regionale ACI Sicilia, rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela e la promozione degli interessi degli automobilisti, per la valorizzazione del patrimonio motoristico della nostra regione. Con queste nuove nomine l'ACI Sicilia si conferma pronta ad affrontare le sfide future, continuando a promuovere i valori che da sempre la contraddistinguono. E Giuseppe Petrucci, il nuovo assessore al comune di Palma di Montechiaro, sostituirà Miriam Barba, dimissionaria. Petrucci attualmente è vicepresidente del Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro, che si dimetterà anche da consigliere comunale. Il suo posto di consigliere sarà preso da Massimo Amato. Le interviste al sindaco. Oggi abbiamo proceduto alla nomina dell'assessore Giuseppe Petrucci dopo le dimissioni dell'assessore Miriam Barba. L'assessore Miriam Barba, il mio caloroso e affettuoso ringraziamento di tutto cuore per quanto fatto e per il sentimento e la stima che ci lega. Hai fatto la parentesi da consigliere, hai fatto adesso questa esperienza da assessore e ovviamente il cammino non si interrompe qui, perché così come abbiamo iniziato insieme si continuerà avanti insieme in questo percorso di crescita e di servizio della nostra comunità. Oggi nominiamo assessore Giuseppe Petrucci, attualmente consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio, che andrà a ricoprire la carica di assessore per tutta la durata del mandato. Quindi avremo noi questo valente amico, grande amico, ci conosciamo dai tempi dell'infanzia e oggi assessore è mio fidato collaboratore, ripeto, per tutta la durata del mandato per dare continuità all'azione amministrativa. Giuseppe Petrucci, oltre a essere legato con me con rapporti di amicizia e ha dato il suo contributo a livello politico alla mia riconferma del 2027, è il rappresentante di una famiglia che storicamente ha sempre fatto del servizio sociale e dell'impegno politico una ragione di vita e di esistenza. Credo che anche già tuo nonno avesse ricoperto ruoli pubblici, così come tuo papà, e quindi oggi si colma e si continua quel percorso, al di là dei punti di vista ideologici che sui grandi temi possono causare dei dibattiti, ma sul servizio, sull'amore per questa città e voler servire davvero Palma di Montechiaro, tu sei, diciamo, l'ennesimo rappresentante di una stirpe di famiglia importante che ha voluto servire questa comunità. Talmente è forte la passione che Giuseppe metterà in questo ruolo che nelle prossime ore rassegnerà le dimissioni dalla carica di consigliere per dedicarsi fino al 2027, perché no, anche oltre, a servire questa comunità. Siamo tutti una grande squadra, gli avvicinamenti avvengono in maniera serena perché siamo tutti felici di poter contribuire al servizio della nostra città. Contento di questa nuova avventura di assessore, ringrazio il sindaco Stefano Castellino, il segretario, tutto il mio gruppo, il nuovo consigliere Massimo Amato, tutti gli assessori, in particolare Miriam, per il lavoro che ha svolto, e spero di essere in grado di poter ricoprire questa carica e di servire al meglio il mio paese. E lunedì prossimo alle ore 9:30 per i dialoghi agrigentini sarà presente il giornalista Domenico Iannaccone, un'iniziativa curata dalla Sovrintendenza di Agrigento per Agrigento Capitale della Cultura 2025. L'evento si terrà al Museo Archeologico Sala Fazzello. Il tema trattato sarà quello delle cronache di un viaggio tra gli invisibili. Sentiamo lo stesso Iannaccone. Cari amici, sono Domenico Iannaccone e sono lieto di annunciarvi che lunedì 28 ottobre alle ore 9:30 sarò ad Agrigento per i dialoghi agrigentini, una rassegna promossa in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sarò in un luogo bellissimo, simbolico, che è il Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, nella sala Fasello, una sala bellissima, e lì ci sarà il mio intervento dal titolo Cronache di un viaggio tra gli invisibili.
Si tratta di un viaggio tra quello che non viene mostrato, che rimane dimenticato. Sarò come un archeologo che cerca i tesori nascosti e non visibili all'occhio nudo. Io non faccio altro che quindi ricordarvi l'appuntamento, ricordatevelo, segnatelo, non c'è bisogno di prenotazioni, però c'è un numero limitato di posti, quindi venite, vi aspetto, lunedì 28 ottobre, ore 9:30, Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento. Vi aspetto. È presentato questa mattina presso l'Ente Parco Valle dei Templi il panettone di Odolos, realizzato con prodotti coltivati proprio nella Valle dei Templi, farine, mandorle, pistacchi, canditi d'arancia, che arrivano dai terreni del parco archeologico affidati negli anni agli agricoltori. A produrlo è l'azienda Bonvissuto. Le interviste ai protagonisti. A casa di Odolos per l'ultimo progetto di valorizzazione che assieme in una combinazione un ente pubblico come il Parco della Valle dei Templi è un'eccellenza del territorio che riguarda i prodotti lievitati e i prodotti di gastronomia e pasticceria. È un progetto che abbiamo subito posto alla famiglia Bonvissuto ed è un progetto che oggi noi presentiamo, quindi è la nascita di un panettone a marchio di Odolos che utilizza i prodotti di quel progetto di valorizzazione e che nella fattispecie sono le nostre grani che sono proprio qui coltivati a valle da dove parliamo, le nostre mandorle, i nostri di arancio messi assieme in maniera magistrale da chi fa questo mestiere che negli ultimi anni si è guadagnato una stima e un valore sul mercato che è importante per tutto il territorio provinciale di Agrigento e non solo. Sì, questo l'abbiamo definito un po' tutti il primo dolce della valle, è qualcosa di meraviglioso anche perché è da 2 anni che ci lavoriamo, promotore è stato il direttore Sciarratta, ma era anche un nostro desiderio di vendere qui, andando alla ricerca prima anche nel mio fratello, ma oggi è un sogno che si realizza. Un applauso va a tutti i produttori perché credetemi stanno facendo dei prodotti eccezionali dove noi con una tecnica di lievitato abbiamo realizzato appunto il primo lievitato panettone con tecnica Milano, ma i prodotti esclusivi della valle, ed è venuto fuori qualcosa di meraviglioso, qualcosa di inebriante. Non è presunzione la mia, ma non ha uguale al mondo quando hanno delle caratteristiche particolari. Il panettone è l'ennesimo prodotto che si aggiunge, trasformato ovviamente delle materie prime che vengono raccolte dentro il parco. Lo farà, anzi lo ha già fatto l'azienda Bonvissuto di Canicattì e lo farà in edizione limitata quest'anno. Sarà un primo test. Ovviamente Casa di Odolos sarà il luogo principale dove verrà venduto il panettone, ma l'azienda Bonvissuto lo distribuirà anche nei suoi canali e sarà venduto anche sull'e-commerce di odolos.shop. Casa di Odolos è l'ennesimo tassello che si aggiunge a questo progetto, perché comunicazione va di pari passo con la produzione di tutte quelle eccellenze che si possono produrre all'interno della valle. In occasione della festa della Polizia Metropolitana della città di Palermo, alloggiato San Bartolomeo, si è tenuto un incontro sul tema l'abbandono dei rifiuti su strada tra normativa e azioni. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Stiamo mettendo delle telecamere movibili che spostiamo in funzione al andare a intercettare quelle discariche che nel frattempo si sono create per gli abbandoni incondizionati di rifiuti di tutti i tipi. Le strade ormai sono diventate dei cassonetti e noi dobbiamo necessariamente arginare questo fenomeno. Quindi abbiamo messo in campo con i mezzi che abbiamo, che non sono tantissimi, spostiamo queste telecamere in maniera che prima si fa pulire la zona, quindi interveniamo nella pulizia, mettiamo le telecamere per conservare in un certo momento questa pulizia, questo decoro, e quindi multiamo le persone che si ripropongono al rilascio degli abbandoni. Abbiamo già questa attività ha portato oltre 50 avvisi di reato, perché come sapete adesso la nuova normativa, la 137 del 2023, prevede che anche l'abbandono di un sacchetto ha una valenza penale. Questa valenza penale può essere
trasformata in ammenda amministrativa col pagamento di 2.500 euro. E chi ha fatto questo comportamento, diciamo, per me incivile, deve necessariamente riportare i rifiuti che ha abbandonati nei giusti luoghi di raccolta. Non solo telecamere, ma anche un controllo attivo da parte delle pattuglie, tanto della Polizia Metropolitana che l'amministrazione ha voluto potenziare in questo ultimo tempo rispetto a uno stato comatoso del corpo negli anni precedenti, ma soprattutto le sinergie che la città metropolitana acquisisce con le polizie locali, in particolare con la Polizia Municipale di Palermo, dove l'operazione tanto dell'incremento della telesorveglianza quanto attraverso le fototrappola sia attraverso la vigilanza dinamica, diciamo, ci consente di fare, avendo registrato in questi ultimi tempi un notevole incremento. Linea alla regia per la pubblicità. E si svolgeranno a Favara 2 giornate di studio in onore di Giuseppe Camilleri presso lo stesso istituto, diretto da Rosetta Monreale. Sentiamola. A un anno dell'inaugurazione al nostro istituto comprensivo alla scrittora Andrea Camilleri, il 24 e 25 ottobre di quest'anno prenderà avvio un convegno di grande spessore culturale. Il convegno sarà suddiviso in 2 giornate in 4 sessioni. Ogni sessione ci saranno gli interventi di grandi scrittori, giornalisti, dove farà il filo conduttore di queste 4 sessioni la scrittrice Arianna Mortelliti, la nipote dello scrittore Andrea Camilleri. Perché abbiamo voluto abbiamo voluto far nascere questo convegno all'insegna del nostro scrittore? Per dare una certa continuità tra l'inaugurazione e studiando la figura di Andrea Camilleri. Una cosa molto importante è da sottolineare l'evento che durante queste 4 sessioni ci sarà un aspetto teorico, quindi ogni relatore avrà la funzione di far nascere, di sfociare la figura dello scrittore, dove poi i ragazzi saranno i reali protagonisti attraverso attività laboratoriali. Quindi le sessioni saranno animate da questi ragazzi, perché hanno preparato già attraverso un intervento programmatico ciò che andranno a fare, a realizzare con lo scrittore della sessione pertinente. Vi aspettiamo quindi giovedì 24 e venerdì 25 ottobre del 2024 in 4 sessioni. La sessione di mattina sarà dalle 9 alle 13, mentre quella pomeridiana la sessione sarà dalle 16 alle 20. Sarà, dal mio punto di vista, un evento davvero di grande spessore, perché dove c'è cultura sicuramente daremo quegli strumenti per far sì che gli alunni possano spiccare il volo. A Siculiana al via la Maida Fest dal 25 al 27 ottobre, sapori, tradizioni e spettacoli tra i grani antichi. È un'iniziativa organizzata dallo stesso comune di Siculiana in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive nell'ambito del progetto Sicilia che ci piace, il servizio. Tutto pronto a Siculiana per Maida Fest, l'appuntamento dal 25 al 27 ottobre, una 3 giorni tra sapori, storie e spettacoli lungo gli itinerari dei granai antichi. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, convegni, mostre, intrattenimento, show cooking, degustazioni. Le nostre guide, spese dal sindaco di Siculiana Zambito, vi condurranno tra gli scorci più suggestivi e nei luoghi storico-culturali di Siculiana, un tempo granaio dei Romani. L'iniziativa, oltre a far conoscere una storia importante legata al ciclo del grano, sui silos granai esistenti e la loro valorizzazione in chiave turistica, con l'ideazione di un percorso che include le tombe sicane presenti nel nostro territorio. Un altro tassello di una siculiana dove la storia guarda il mare che sorprende e innamora. La manifestazione organizzata dal Comune di Siculiana con il cofinanziamento dell'assessorato regionale alle attività produttive
nell'ambito del progetto Sicilia che ci piace 2024. Prenderà il via venerdì 25 alle 10:30 al centro sociale comunale, dove andrà in scena l'arte del pane. Uno show cooking con grani antichi rivolto agli studenti del Plesso Verga dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, quindi al Museo Mete, la presentazione delle mostre siculiane Granaio dei Romani, una mostra a cura della selezione siculianese di BC Sicilia, a seguire un aperitivo con degustazione di ucurriruni, tipica focaccia del borgo, un tempo Granaio dei Romani. Sabato 26 ottobre alle ore 12 visita guidata al santuario del Santissimo Crocifisso del FAI, con la degustazione del pane benedetto, la rievocazione della tradizione popolare, storica e religiosa. Alle 18 nel giardino del santuario Mainde e Pulcidrati, una mostra del pane e della tradizione preparato con grani antichi e un percorso del centro storico con spettacoli e degustazioni alla riscoperta delle radici di Siculiana. Quindi domenica 27 ottobre alle 10:30 in piazza Umbergo, i Living Club, le radici del grano tra storia, leggenda e memoria. Ricerca in atto sui grani antichi e il loro utilizzo in ambito enogastronomico, prevista la degustazione con prodotti della tradizione. E sabato 26 ottobre alle ore 17 a Racalmuto presso la Casa Sciascia, dove visse da giovane il grande scrittore racalmutese, da 5 anni aperta alle visite ai turisti appassionati, si inaugurerà la mostra L'artigianato e memoria, maioliche della bottega La Gioiosa di Burgio. Si tratta di una cinquantina di ceramiche artistiche contemporanee che adorneranno le stanze dell'abitazione dove lo scrittore ha trascorso gli anni dell'infanzia e della giovinezza. La mostra è curata da Vito Ferrandelli, organizzata dall'Associazione Culturale Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio, e dall'Associazione Casa Sciascia, con il patrocinio del Comune di Racalmuto, e resterà aperta al pubblico fino al prossimo 30 novembre 2024. È lutto nella famiglia dei giornalisti agrigentini, è morta la sorella dei colleghi Davide e Carmelo Sardo, Elena. TVA esprime le più sentite condoglianze per il grave lutto che li ha colpiti. E vediamo ora un servizio sulla partita di domenica scorsa del Licata, che ha giocato fuori casa a Reggio Calabria, sconfitta per 1-0. Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, dove tra pochissimo andrà in scena per la 7ª giornata di campionato Serie D Girone I Regina 1914 e Licata Calcio, che combinazione con Ragusa, dentro l'area Ragusa, cerca Barilla, il tiro, la deviazione, anticipo su Ragusa. Colpo di testa, attenzione a Barranco, si inserisce Barranco, c'è l'uscita, sui piedi ancora la Regina, Provazza, incredibile, cosa ha fallito Alessandro Provazza? Vediamo l'azione, eccola, porta completamente aperta. L'intervento duro, ma regolare, recupera palla Salandria verso Ragusa, dribbling di Nino Ragusa, messo a terra. C'è il cartellino giallo, parte Jacopo Dall'Oglio, la deviazione, Jacopo Dall'Oglio, Zero Regina, la sblocca lui con questo calcio di punizione deviato dalla barriera. E intanto non ce la fa Vesprini ed entra Forciniti, allarga il gioco, ancora Minacori, dribbling, ancora Minacori, cerca la collaborazione con Giannone, il tiro a giro, il primo tempo finisce qui. Dunque la prima azione di gioco tra Regina e Licata. Interessante la giocata, attenzione a Bonanno, la conclusione sull'esterno della rete. Marcellino, questo pallone messo di testa e Barilla con il sinistro che mette questo pallone tagliato, non ci arriva Ciam, la conclusione di Dall'Oglio. Tanto esce il capitano Barilla ed è pronto Porcino. C'è un cambio adesso,
Furina. È pronto Perri. Ed esce Cham. Si spinge dentro l'area di rigore, il cross di Bonanno, lo stacco, la tensione, probabile cambio per Jacopo Dall'Oglio. Ed entra René Luz al suo posto, altro cambio, 2 cambi. Tenere questo pallone, bravo però ad anticiparlo il neo entrato Ongilio, attenzione al Licata adesso dentro l'area di rigore, la conclusione. Bartellotto, la conclusione centrale, turno Maimone, entra Pino, la distanza, parte Bonanno, la conclusione, il miracolo di Lazar, attenzione ancora la palla rimane lì dentro l'area di rigore, Renelou prova a metterla fuori, Pino va sul pallone, Adejo, esce Adejo, finisce qui, non c'è più tempo, non c'è più spazio, la Regina porta a casa 3 punti importanti. Certo non attraverso una delle migliori prestazioni, ma l'importante era vincere e guadagnare questi 3 punti. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.